Rettore Rizzuto, com'è oggi l'università rispetto a quella che abbiamo conosciuto nel passato e come ce la dobbiamo aspettare domani, e cioè a settembre? Oggi l'università è il luogo dove abbiamo erogato didattica nelle modalità del lockdown, quindi a distanza, garantendo a tutti gli studenti tutta l'attività formativa, mentre nel contempo questa università dava un contributo straordinario alla risoluzione dell'emergenza medica. Da settembre l'università torna a essere un luogo fisico, con gli studenti, con le aule, con le esercitazioni, in cui, garantendo la massima sicurezza, quindi garantendo le misure di distanziamento che permetteranno una condizione di serenità nella frequenza, torneremo a essere il luogo nella quale la qualità della formazione resterà molto alta e nella quale anche la ricerca, che prima affrontava che ha affrontato in questi mesi i problemi medici con grande successo, si aprirà al cambiamento e alla comprensione della società post-Covid. Lei candida l'Università di Padova alla luce dei risultati e anche dell'evidenza del ruolo avuto durante l'epidemia ad una più significativa possibilità di crescita, la candida a essere ancora più forte? Sicuramente sì, io credo che noi siamo l'Università di Galileo, l'Università della Scienza, e abbiamo dimostrato in questo caso come la scienza sia un supporto, un presidio fondamentale nell'affrontare la più grave emergenza sanitaria che il nostro Paese abbia conosciuto nel dopoguerra. Questo ci dice allora che la scienza, la qualità della scienza garantita da questa università diventa anche e sempre più formazione per i nostri giovani. Quindi noi invitiamo i giovani del nostro territorio, ma di tutta Italia e del mondo, a venire in un'università sicura, università nella quale l'emergenza medica è stata fronteggiata con successo, in cui il valore della conoscenza sugli aspetti non solo della medicina, ma su tutto quello che cambierà in futuro sarà argomento di studio importante. Prima del virus, l'università stava coltivando un piano di investimenti anche infrastrutturale di notevole importanza. Tutto questo va avanti o viene rivisto? Sicuramente sì, fortunatamente avevamo già in piedi un investimento in infrastrutture digitali che sono state fondamentali, quello che avevamo chiamato il progetto Aule Smart, per permettere di rispondere in maniera così efficace alla sfida tecnologica che il lockdown ci ha imposto. Questo investimento proseguirà in modo che le nostre aule diventeranno tutte infrastrutture digitali e questo permetterà agli studenti di seguire in presenza, perché li vogliamo qui nelle nostre aule, ma anche contemporaneamente da remoto per coloro per i quali non sarà possibile essere presenti in aula. Ma gli investimenti sui campus nuovi vanno avanti? Come procederanno? Assolutamente sì, i grandi progetti, il polo sociale della caserma Piave, il hub dell'ingegneria presso la Piave sono investimenti già David Chipperfield. David Chipperfield, quello di David Chipperfield e le aule in fiera, per citare i due investimenti più significativi, proseguiranno. Questi daranno qualità di infrastrutture didattiche e permetteranno di essere ancora più tecnologici in aule che saranno aule molto moderne. Rettore Rizzuto, grazie e buon lavoro allora. Grazie.